Oggi vorrei parlarvi dei mercatini di Natale austriaci ed in particolare di quelli che si tengono a Klagenfurt. Il Natale è davvero un momento magico dell'anno e anche qui a Klagenfurt il comune ha già abbellito tutta la città con stupendi addobbi luminosi. Oltre a ciò, a partire dal 16 novembre sono stati aperti i mercatini di Natale presso la Neuer Platz, che è proprio il cuore della città di Klagenfurt. Le bancarelle, che vendono prodotti di varie tipologie, sono aperte tutti i giorni fino al 23 dicembre dalle 9 alle 20. Quelle invece che si occupano di vera e propria gastronomia sono aperte la sera fino alle ore 23. Il giorno 24 dicembre invece tutte le bancarelle di Natale chiudono alle ore 14 e in tale data finiscono così i mercatini di Natale. A questo proposito vorrei precisare che in Austria la vera festa di Natale viene celebrata in data 24 dicembre, verso sera. In tale data tutti i negozi chiudono già verso le ore 14. Il 24 dicembre pomeriggio le strade austriache sono praticamente deserte. Alla radio si sentono solo musiche ovattate che richiamano i temi natalizi e gli austriaci sono riuniti in casa ad assaporare le prelibatezze tipiche della cucina locale. Per fare un esempio, il tradizionale cibo consumato in Carinzia per Natale sono le salsicce con i krauti. Ritornando al tema dei mercatini di Natale, quest'anno ci sono delle vere novità. Innanzitutto vengono offerti al pubblico i bicchieri con il nuovo logo del Christkindlmarkt e inoltre dal mercoledì al sabato c'è un ricco programma di intrattenimento per i bambini. Per gli italiani che volessero l'anno prossimo partecipare ai mercatini di Natale, ovvero a quelli di Pasqua, per vendere i loro prodotti, il consiglio è quello di rivolgersi in tempo al comune di Klagenfurt per assicurarsi che ci siano ancora posti liberi. A tale proposito si può trovare un format sul sito del comune di Klagenfurt www.klagenfurt.at. Tale format deve essere compilato e rispedito al comune austriaco. Oltre a ciò, poiché chi vende in territorio austriaco deve versare l'IVA in Austria, è necessario richiedere tramite un commercialista austriaco un codice fiscale presso la Finanza di Graz, che è competente per l'attribuzione dei codici fiscali per tutti gli stranieri. Anche tale incombente burocratico deve essere richiesto in tempo, posto che occorre attendere qualche settimana prima di ottenere tale codice fiscale austriaco. Per oggi è tutto. Se il video vi è piaciuto, lasciatevi un vostro commento oppure condividete il video con altre persone che possano avere interesse a questo argomento. Vi aspetto numerosi anche alla prossima puntata. Tanti cari saluti a tutti.